No, I'm not a writer. Oh, io avevo tanta voglia di una pizza, ma sei qua in Emilia Romagna, cosa fai? C'è la piadineria. Ah, proprio fuori casa, buono cazzo, buono. Piadina eccellente, è vero cane? No, tu non hai mangiato la piadina. Vabbè, non posso sempre farle mangiare porcherie. Cioè, bisogna anche giustificare, se no poi la gente dice ma che stronzo non gli ha dato la piadina. Ma e le pizze, e le piadine, qua e là, guarda che faccia sono. Guarda che i colpi di sonno, guarda. Guarda i colpi di sonno. Dai, andiamo a dormire da qualche parte e direzione casa. Cosa dici? Cioè casa, direzione lavoro. No casa è da qua. Bene, ora sono a Comacchio, piccola sosta, perché siccome internet lo pago, no? È 1 giga al giorno, mi dispiace lasciargliela 1 giga, no? E quindi carico un altro video. Adesso sono con un distributore a Comacchio, appunto, mi pincio un caffè e via. Oddio, non so neanche dove dormire. Adesso casomai dopo guardo se avanzo, io non so, se avanzo giga oppure dopo la mezzanotte che mi si recupera, vedo cosa c'è qua in zona a vedere, perché dopo insomma domani è domenica, quindi ho ancora una giornata, tanto non ho un cazzo da fare, cioè non è che devo sistemare casa o roba del genere, capisci? Quindi tutto il tempo è tutto mio, vero cane? E te ti sgancio a casa perché fa ancora caldino. Cazzo, è arrivata su un'umidità da Ravenna in poi, porca troia che bene si stava là. Le parti mie purtroppo più ci avviciniamo al Veneto, più ci avviciniamo alla palude. Ci vuole un caffè, forse 2, anche 3, no basta 1, cazzo dormo dopo. Devo aver fatto di quelle registrazioni da schifo mentre guidavo, perché non avevo attaccato il microfono e allora probabilmente, adesso vediamo, dipende che monate dico, se no taglio tutto e ci metto la musica sopra. Tac, mia bella mocca, devo andare a farla cambiare. Guarda cosa ha fatto, cioè ma subito il primo giorno, e non capisco, cioè si è tolta la cromatura, una roba incredibile. C'è l'altra, l'ho usata 1 miliardo di volte, perfetta, e sta qua si è ciulata così. Vabbè, là, mocchizzati. Minchia razza di vento, mi sono buttato sotto un distributore con un lato giustamente attaccato qua, così non dovrebbero esserci problemi. Basta non mi cada in testa il tetto del distributore, ma non credo in teoria. Ma l'universo mi ama, adesso si è messo questo bilico di là, così ho proprio chiusa tutta l'aria, praticamente eccezionale. Cazzo, guarda, è quasi all'altezza del tetto. Perfetto, speriamo si blocchi lì. Spegni, sta là, dormi là, capo. Buongiorno Italia! Allora, avevo girato un attimo per i lidi di Comacchio, ma ragazzi che casino, e qua sono in una via secondaria, c'era già la vigilessa che ore sono 8 del mattino, già là che dava Mulder, sua sorella in carriola. Allora noi cosa facciamo, Amy? Prendiamo e andiamo via, tenetevelo il casino, tenetevelo il casino. Però non torniamo indietro per la Romea, l'abbiamo già fatta troppe volte, allunghiamo un po', tipo per Ferrara, Rovigo, se alla fine si allunga solo di 40-50 km, però almeno vediamo un po' i posti diversi, e se c'è qualcosa di carino ci fermiamo, lo droniamo. Adesso mi pare che si è calato anche il vento, se no il cane della Valeria, il vento quello. Oh, questo è bravo, di prima mattina in bicicletta. O questa è una questa è brava. Quante bici, laguna di qua, laguna di là, ma è più bella di là, guarda. Di qua si poteva dronare un po', no, c'è ancora troppo vento, peccato. Le ombre dei fantasmi del passato si chiedono che abbia mai scorreggiato, incuriositi da un anelito d'udor, ma il vero udore. E quindi guarda me. Egregi, ascoltate, io non sono stato, io proprio no.
nel mio popò. Mi hanno chiamato per un altro sito da fare, una ditta di arredamenti, è che sì, io sto già lavorando, lavoro full time, è abbastanza distruttivo, devastante, deleterio in termini di energie psicofisiche, però è il mio sogno, no? Quello di andare in giro in camper a fare i siti, e quindi me li devo prendere tutti. Ormai st'estate è andata così, cioè io non ho fatto un cazzo, sono stato una volta in spiaggia, cioè super settimana, dopo la domenica chiaro prendo e scappo, però super settimana veramente non ho vissuto, sempre lavoro, però vabbè dai, facciamo sto sacrificio e continuiamo a prenderli, anche perché comunque più siti crei, più siti fai, più hai un portafoglio da fargli vedere poi al cliente, da proporre. Cioè vai là senza doverti sbattere tanto, gli dici guarda, io faccio questo e ho fatto questo, questo e questo, cioè glieli fai vedere direttamente, no? Cioè, quindi mostri direttamente la merce. E quindi è chiaro che diventa sempre più facile, più ne fai, se fatti bene chiaramente, e più diventa tutto facile. Ma io sono contento quando mi dici sei un grande, qua e là, e mi fai i complimenti e tutto quanto, però per carità, ragionandoci sopra, provando le cose, io alla fine non ho fatto assolutamente nulla di eclatante, di grande, forse ho fatto un qualcosa di strano, ma nulla di grande. Ti spiego. Io sono semplicemente andato a vivere in camper, il che, se tu provi questa esperienza, è una facilitazione alla tua vita. Cioè, fai una cosa che ti toglie lavori da fare, cioè non hai tutta una casa da pulire, il giardino da tagliare, eccetera, 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 e le spese, cioè non hai tutte le bollette e tutto quanto. Quindi passare in camper, a parte la stranezza, forse il salto psicologico che devi fare, ma per il resto non c'è nulla di grande, non c'è stato fatto nessun salto, capisci? Cosa invece diversa è, ad esempio, un grande salto, cioè la gente che io ammiro come in termini di coraggio, è chi si crea una propria attività. Allora lì rischia doppio, perché primo rischi per l'attività, perché costa imbastirla, ha dei costi e delle responsabilità. Secondo, sotto, comunque continui ad avere delle tue responsabilità, tipo la casa, 2 auto, le moto, e tutto quello che vuoi metterci dentro, no? E sono correlate, cioè il rischio del lavoro che va comunque a pesare con il rischio delle cose che tu devi pagarti. Cioè per me quelle sono le persone coraggiose. Chi prende, si apre, non so, un bar o un negozio, cioè quello è coraggio. Da parte mia sì, c'è un po' un blocco psicologico, perché purtroppo noi siamo cresciuti in una società in cui siamo abituati a avere delle certezze, no? Che è la morte della vita, cioè lo spegnimento della candela, della fiamma della vita. Però appunto da parte mia, cioè se io parto adesso, dico vado in giro a far siti, primo non ho costi per il lavoro, cioè il far siti non ha costi, cioè è manodopera, o la fai o non la fai. E poi ho il camper, cioè quindi non ho bollette, lo stress di dover trovare avere un tot di margine di guadagno per pagare le bollette, per pagare l'affitto, per pagare un mutuo, il finanziamento. Io sono libero, non ho finanziamenti, non ho nulla di nulla. E quindi per quello dico, non è tanto modestia, ma è realtà. Cioè io non sto facendo nulla alla fine di grande, capisci? Io sto solo facendo qualcosa di strano. Andiamo a lavorare. Giornata, ancora estate, c'è ancora la possibilità di andare in spiaggia a fare il bagno, ma io sono full di siti, porco cane, cioè full di siti, ho i lavori da fare dei siti. Mi servirebbe per fare le riprese una piccola macchinina, piccolina, che abbia un pochino di sospensioni. Questo per fare tipo le inquadrature che vanno da sinistra a destra e sinistra, hai capito? Un po' di sospensioni, perché se in una muretta mi evita un po' di buchette.
finito il lavoro. Le ombre dei fantasmi del passato si chiedono chi mai abbia scorreggiato, incuriositi da un anelito d'udor, di vero udore. Però guarda me, trema tutta la voce con in bici, mi rovina le mie doti canore, cazzo, le mie estreme doti canore. Sono andato a prendermi un melone, un'insalata mista, bella cosa, cioè proprio mista con le carotine grattugiate, no? E il mais anche, buona cosa. Adesso vado in tabacchino a ricaricarmi la PayPal e beh, basta, via. Perché avevo visto un bel tappettino di quelli per il bagno da mettere fuori, di quelli che assorbono molto, come cazzo si chiamano, in microfibra. Io ce l'ho, ma è piccolissimo, no? Quindi sgoccioli tutto fuori per appoggiare i bicchieri. Adios, un'altra giornata di lavoro andata, porca di quella miseriazza. Adesso ho messo la GoPro con la luminosità in automatico, vediamo come si comporta, cosa combina. Programmi di oggi niente, casini e basta. Devo andare a portare in assistenza il telefonino vecchio che è andato, è morto completo, perché ti ho detto, mi sono fatto regalino, ho preso quello nuovo e dopo mezz'ora è morto quello vecchio, cioè era geloso, ho detto te la faccio pagare, vabbè, ancora in garanzia. And aspetta, c'è la pula, fermi la puli, tac. Allora niente, quello, e dopo devo far dare una sistemata agli occhiali perché si staccano sempre i naselli, che sono i pizzi, quelli là per non farli scivolare, no? Quelli che si toccano il naso. Questo in zona Portogruaro, ovviamente mi porto via cane pericoloso, approfitto, vado a mangiare da mia nonna e dopo la sera sono a cena dai zingani, dai Van Dogs Nomads, Gypsy Zingani. Wow, è da 7 giorni interi che non guidavo più il camper, no? Sai, è rimasto lì fermo e io mi spostavo in bici. Comunque il pannello, è vero che siamo in estate, è il solito discorso, non posso fare la prova fatta bene, però sto pannello qua non so che pannello ho, ma è una roba mostruosa, carica in una maniera mostruosa. Un altro camper zingano, ciao camper zingano come me. Sa. Il traffichello, ma quanto bene andavo io in bici, porca miseria. Forte il mio frigo a gas, praticamente quando non funziona, no? Può capitare una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, non tiene più la fiammella, no? Si spegne, tu stai per accenderlo, tieni premuto, no? E poi la fiammella va giù. Tu praticamente devi aprire la maschera, toccare una qualsiasi cosa a caso, chiudere la maschera e funziona perfetto, cioè è una roba incredibile, cazzo. Vabbè, dai, quindi pausa, vero Emi? Facciamo raffreddare un attimo la roba da mangiare, perché è stata col 12 volte prima, se no la butto via, è un peccato, no? E poi andiamo a cena ai zingani. Lavorare, ho lavorato, porca troia. Sono che lavoro più adesso che devo fare lo zingaro che altro, cazzo. Tra il lavoro full time e i siti, adesso la prossima settimana mi andrà a parlare per un'azienda immobiliare. Ormai quest'estate è andata così, sì, ho avuto solo la domenica, diciamo, mezzo sabato e la domenica per vivere, intanto per divertirsi, che bene o male mi diverto tutti i giorni, però insomma per vivere, per fare un po' quello che vuoi, un po', perché fare quello che vuoi non puoi, cioè te l'ho già spiegato, cioè io voglio buttarmi giù da una mega rampa col camper, fare tipo le Hot Wheels, non puoi, cioè poi cadi, distruggi il camper, cioè si puoi ma devi rinunciare al camper, capisci? Quindi quello intendo quando dico che fai un po' quello che vuoi. Insomma, stamattina c'era, cioè, gli esuli tutti sgrandazzoni, tutti pieni di soldi, ricconi, no? E c'era sto papà col figlio che aveva appena preso la patente, il papà tutto orgoglioso, e il figlio, poretto, lo vedevi un po' giù, no? E gli fa, non ti sei contento? Ti prendo la macchina, che macchina vuoi? Ma no papà, niente. Dai, che macchina vuoi? Vuoi il Mercedes? No papà, no, guarda, ti ringrazio. Il Mercedes, cavolo, un bel Mercedes. No, non ti piace il Mercedes? Vuoi un Porsche?
No, papà, non va. No, no, tranquillo, posso, non mi serve niente, grazie. Ecco, can. Ti vuoi il Porsche? Un bel Porsche? No, no, papà, no. Tu il Ferrari? Sei un bel Ferrarino, no? Bello rosso fiammante, no? Un bel, No, papà, no, guarda, no, ti ringrazio. No, non serve niente, guarda. Ma così. Te vedo so, ma così o che te ga? Dimmi, quando è tuo papà, così o che te volissi? Papà. A Renault!